Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, per una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. È stata particolarmente una settimana intensa perché abbiamo atteso con tanta ansia la risposta e la decisione da parte della Lega Nazionale Dilettanti sul possibile ritorno in campo anche dell'eccellenza. È arrivata una fumata bianca e a questo punto bisogna però aspettare il sì definitivo da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ciò avverrà sicuramente, probabilmente questa settimana. Parliamo del campionato di Serie D, soltanto 3 le partite questa settimana che non si sono giocate. Guardiamo subito il tabellino delle partite appunto che invece si sono giocate questa domenica 7 febbraio 2021. Biancavilla batte Rende 2-1, Rinviate Cittanovese Troina e Castrovillari Roccella, Aciriale batte Santa Maria Cilento 2-1, Licata batte Città di Sant'Agata 1-0. FC Messina batte Paternò 1-0, Gelbison Dattilo 2-1. Infine pareggio tra Marina di Ragusa ed ACR Messina 3-3. La partita Rotonda San Luca è stata rinviata. Guardiamo la classifica, giunta alla sua 16ª giornata, ma come sapete tutti sono tantissime le partite da recuperare. In testa troviamo l'ACR Messina con 30 punti, Aciriale 26, FC Messina 25, Gelbison 24, Licata 22, San Luca e Santa Maria Cilento 21, Dattilo 19, Biancavilla Paternò 18, 16 punti per Castrovillari, Cittanovese e Troina, Rotonda 15 punti, Città di Sant'Agata 14, Rende 12, Marina di Ragusa 11 ed infine chiude la classifica il Roccella. Come potete ben notare, accanto al nome della squadra c'è un numerino, quelle sono le partite che debbono recuperare le singole squadre. Abbiamo il Roccella, il Rotonda e la Cittanovese che devono recuperare 5 partite, 4 per il Castrovillari, 3 partite per FC Messina, San Luca, Dattilo, Biancavilla, Marina di Ragusa, 2 partite da recuperare per Aciriale, Gelbison, Paternò e Troina ed infine una partita per Licata e Santa Maria Cilento. Ci saranno le prime partite da recuperare, si giocherà mercoledì 10 febbraio, questo è il tabellino, FC Messina Marina di Ragusa, Biancavilla Roccella, Cittanovese Castrovillari e Rotonda Gelbison. Quello che invece stiamo vedendo è il tabellino delle partite invece che si giocheranno domenica prossima. Ed iniziamo subito con le immagini. Abbiamo quelle riguardanti la vittoria della Biancavilla 2-1 contro un Rende che veniva da 4 partite utili consecutive. La vittoria della squadra di Pitatella è stata sudatissima, in vantaggio al 42esimo con Coris, veniva raggiunta poi al 31esimo minuto del secondo tempo da Novello, ma proprio a tempo quasi scaduto è arrivato il gol vincente del capitano al 48esimo, a segnarlo è stato Viglianisi. 3 punti che permettono alla squadra catanese di raggiungere il centro classifica in questo difficilissimo girone I del campionato di Serie D. 3 punti che permettono tra l'altro alla squadra di Pitatella di affrontare con un certo ottimismo anche la partita di recupero che si giocherà mercoledì a Biancavilla contro il Roccella. Sentiamo le interviste a fine partita. Partirei dalla squadra avversaria che abbiamo incontrato oggi e farei complimenti al Rende che è in un periodo positivo. Non è un caso che nelle ultime partite abbia fatto tutti questi risultati e queste prestazioni, quindi partirei innanzitutto da lì. Poi sì, una partita sofferta, secondo me giocata bene, un gran primo tempo, poi gioco forza anche forse le partite ravvicinate abbiamo avuto forse un calo un po' fisico, però nonostante il gol che abbiamo subito ci abbiamo creduto, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e alla fine abbiamo raggiunto per noi questa vittoria, al di là del mio gol, una vittoria ricercata veramente e creduta fino all'ultimo minuto. Questa settimana molte persone di Biancavilla, e faccio una premessa, io sono stato tanti anni a Biancavilla, io
ho fatto anche le trafila anche in categorie più basse e di questo ne sono orgoglioso. Ho conosciuto tante persone di Biancavilla e posso dire che al di là della squadra io mi sento molto attaccato a queste persone, al presidente in primis, a tutte le persone con cui io vivo quotidianamente la settimana e vivo le settimane in questi anni. Quindi in questo periodo, tra virgolette, per noi un po' difficile, tutte queste persone sono state vicine, abbiamo fatto quadrato e siamo riusciti a mettere al centro la chiesa al centro del villaggio. Questo gol personalmente lo dedico a tutte le persone che oggi non sono state in campo e tutti i miei compagni di squadra, a tutti coloro che purtroppo hanno vissuto dei momenti difficili, a tutti coloro che hanno contratto il virus, a tutti coloro che vorrebbero esserci e non possono esserci per un motivo o per un altro. Io credo che nella vita, come nello sport, come nel calcio, tutti meritiamo un'altra possibilità. E soltanto stando uniti e soltanto stando vicini si possono superare le avversità. Oggi noi abbiamo fatto il gol, abbiamo conquistato la vittoria perché abbiamo gettato, ripeto nuovamente, il cuore oltre l'ostacolo. E questo è quello che mi hanno sempre trasmesso le persone del luogo. Quindi questa vittoria va sicuramente goduta, però ripeto, stiamo vicini, stiamo uniti e il Biancavilla continuerà ad essere il Biancavilla. Io, oltre ad avere dei compagni di squadra che calcisticamente parlando sono eccelsi, ho dei compagni di cui sono fiero ed orgoglioso, perché in momenti di difficoltà, come può essere una pandemia o una partita ravvicinata, tutti si mettono a disposizione e tutti giocano anche in ruoli magari dove non è congeniale, dove magari non possono dare il massimo, però in un momento di difficoltà, in un momento dove alcune cose possono non andare per il verso giusto, tutti si mettono a disposizione e questo deve essere lo spirito che ci deve accompagnare. Oggi deve essere la partita della svolta, oggi deve essere la partita che deve darci una spinta in più, la partita che deve far ricredere e credere nelle nostre potenzialità, perché alle spalle abbiamo una società seria, una persona che per questo paese calcisticamente ha dato tanto e che sicuramente non si tirerà indietro alla minima difficoltà. Quindi andiamo avanti e andiamo per questa strada. Queste sono le vittorie più belle, quelle che ti danno più morale. Avevamo detto che serviva lo spirito di gruppo, la fame, e risposta migliore non potevamo avere. Fisicamente, come dicevo prima, abbiamo pagato il fatto che tanti ragazzi rientravano dal Covid, qualcuno è arrivato in settimana e ha fatto un solo allenamento, quindi avevamo in campo 4-5 giocatori che avevano 7-10 minuti nelle gambe, però li abbiamo dovuti buttarli dentro perché avevamo necessità e quindi questa, ripeto, è la risposta più bella che potevamo avere. Il mister Piratella partecipa attivamente alla partita come giocatore, forse anche di più, quindi abbiamo dato tantissimo. Devo dire che anche sul gol del 2-1 il mister è stato veramente incredibile perché ha letto una giocata, l'apertura della palla su Montagno, che poi ha messo una bellissima palla e poi il capitano è stato veramente eccezionale a concludere in quel modo. Ma direi una vittoria meritatissima per quello che abbiamo costruito, per come l'abbiamo costruito. Abbiamo subito, credo, l'unico tiro in porta, abbiamo subito gol, come ci capita purtroppo spesso, però la squadra ha reagito, ha creato tanto, c'era un rigore nettissimo a favore nostro, che purtroppo non siamo fortunati su questo. Però, ripeto, quello che più contava oggi era la risposta a livello emotivo e caratteriale e quella è arrivata. Sapevamo che non era facile, però avendo a disposizione la maggior parte dei giocatori eravamo convinti di portare botteno pieno. È molto importante perché già abbiamo superato la classifica, abbiamo fatto punti, ma poi sapevamo che noi quest'anno purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni e assenti. Sì, il Rende è venuto qui a giocarsi la partita come fanno sempre, come fanno tutte le squadre. Sapevamo che era una partita difficile perché veniva da un momento positivo, però noi qui in casa nostra soprattutto ogni partita per noi è una finale e quindi dobbiamo battagliare come abbiamo fatto, però non dimentichiamoci che non abbiamo fatto niente. Vivo per il gol, quando non faccio gol ci sto male, quindi
dico, oggi sono stato fortunato, ma devo dire grazie ai miei compagni che mi hanno messo in condizioni per poter fare gol e per potermi magari sbloccare anche a livello mentale. Io mi auguro di riuscire a fare qualcosa di importante insieme a questa maglia se ci saranno le condizioni. Devo dire grazie al Biancavilla perché comunque mi hanno portato qui a Biancavilla e le sensazioni sono positive e adesso pensiamo già alla prossima partita. Il pareggio della CR Messina a Marina di Ragusa ha permesso alla Ciriale di rosicchiare punti alla squadra messinese. È finita 2-1 lo scontro difficilissimo contro il Santa Maria Cilento. Prova di personalità nonostante la sconfitta per la Polisportiva Santa Maria sul campo della Ciriale. Finisce 2-1 per la formazione accese allo stadio ACI e Galatea della città etnea. Avanti nel primo tempo con Maggio, i cilentani subiscono la rimonta casalinga nella ripresa con Rizzo e Savanarola, giocando l'ultimo quarto d'ora con 9 uomini per gli infortuni di Vincenzo Romano e Pastore e con 5 cambi esauriti. I giallorossi inoltre recrimineranno per un paio di episodi dubbi nell'area di rigore siciliana. La squadra di mister Esposito entra in campo con il piglio giusto, mostrando subito grande personalità contro la Ciriale, una delle più accreditate al salto di categoria. Il palleggio cilentano viene premiato al 12° quando Capozzoli mette il turbo e brucia i suoi avversari, costretti a fermarlo con le cattive in area di rigore. Il direttore di gara, via Piana di Catanzaro, decreta un calcio di rigore che Domenico Maggio, con grande freddezza, realizza per il vantaggio della Polisportiva. 11° centro stagionale per l'Ariete dei cilentani. Gli accesi provano a reagire ma senza impensierire la squadra ospite, che nel frattempo deve rinunciare a Capozzoli per un infortunio. E alla 23° ancora la Polisportiva però a rendersi pericolosa con una ripartenza di Ragosta. La Ciriale si fa vedere per la prima volta dalle parti di Grieco poco prima della mezz'ora con un colpo di testa di Rizzo bloccato dal portiere classe 2002. Gli Amaranto continuano ad affidarsi ai lanci dalla tre quarti, ma la Polisportiva Santa Maria non corre particolari pericoli. Poi in contropiede è ancora Ragosta a far viaggiare Tandara, entrato al posto di Capozzoli, che viene però anticipato in corner sul più bello. Nella finale i padroni di casa ci provano ancora con Rizzo, ma Greco blocca e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa la squadra di casa la rimonta, trovando il primo gol al 16° dagli 11 metri con Rizzo. I giallorossi 3 minuti prima hanno però anche la palla dello 0-2 con un tiro di Bozzaotre che si stampa sul palo interno. E la dura legge del calcio perché la Ciriale trova il pari proprio dagli 11 metri con Rizzo. Il calciatore con la maglia numero 10 supera Grieco. La squadra di casa prova a trovare subito anche il secondo gol che arriva al 28° con Savanarola che approfitta di una palla sporca e supera per la seconda volta Grieco. La squadra di mister Esposito nonostante lo svantaggio non demorde cercando di raddrizzare il match. Poi nell'ultimo quarto d'ora si abbatte la sfortuna sui giallorossi che perdono per infortunio anche Vincenzo Romano e Pastore. Nonostante la doppia inferiorità i cilentani recriminano per 2 episodi dubbi nell'area di rigore accese, soprattutto per un fallo a 3 minuti dalla fine su Maggio. Ma anche all'ultimo istante Campanella e compagni mettono i brividi alla Ciriale tra le proteste per un tocco con le mani nel cuore dell'area di rigore, senza però riuscire a cambiare le sorti del match che termina 2-1 a favore della squadra di mister Pagana. Con ancora 2 partite da recuperare, la Ciriale assapora ancora la possibilità di vincere questo girone I del campionato di Serie D. Sentiamo le dichiarazioni di mister Pagana a fine partita, così come quelle di Savanarola, autore del gol vincente, e del nuovo arrivato Pozzebon. Dopo una settimana vissuta così, dopo 5 minuti, subire un calcio di rigore anche inesistente non è facile. Non è facile perché i ragazzi in quel momento potevano anche perdere la bussola e prendere un'imbarcata. Invece siamo stati sul pezzo, poi al secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa anche tatticamente. La squadra ha reagito bene, fortunatamente atleticamente stiamo bene. E infatti alla fine noi corriamo sempre più degli avversari, gli avversari invece escono con i crampi, con infortuni, invece noi reggiamo fino alla fine. E poi oggi, a differenza anche di altre partite, qualche episodio ci è andato favorevole, perché anche in altre partite purtroppo, se si vanno a analizzare, non è stata la prestazione da buttare, ma in alcuni episodi siamo stati ingenui, in altre volte abbiamo sbagliato e a volte anche qualche episodio arbitrale ci ha condannato. Quindi oggi vinciamo e sembra tutto bello, però non è così, anche oggi abbiamo sbagliato delle cose. Noi dobbiamo invece continuare a lavorare perché il campionato è lunghissimo e dobbiamo lavorare soprattutto su noi stessi, cercando di migliorare giorno dopo giorno. Sicuramente gli errori commessi fino ad oggi, che non sono solo nelle partite con l'Arfa, anche in altre partite, ne dobbiamo fare tesoro.
A volte si può giocare bene, a volte meno bene, però poi fondamentalmente la legge del calcio dice sempre che quando vince hai ragione. In base agli errori commessi contro il Dattilo oggi non era facile giocare e ripeto, all'inizio eravamo un po' contratti, il gol subito un pochettino è diventato pesante da gestire, però i ragazzi poi hanno dimostrato invece con i fatti che anche col carattere, che la squadra che non ha carattere non può reagire così dopo tutte queste avversità. E alla fine secondo me ha vinto meritatamente perché oltre a trovare 2 spunti, c'è stato il calcio di rigore e il gol di Savonarola, ma abbiamo dominato la partita. Tutte le partite hanno difficoltà diverse perché ci può essere l'ingenuità di qualcuno, ci può essere l'errore arbitrale, ci può essere la prontezza dell'avversario che ti cambia la partita. Ma io penso che fino ad oggi noi siamo stati sempre dentro le partite. Non c'è stata mai una partita che è stata persa perché la squadra avversaria ci ha dominato, perché già si è messa su 2-3-0 e noi la potevamo. Tutte le partite noi siamo stati dentro la partita e poi quando le abbiamo perse sempre per delle ingenuità nostre o qualche piccolo errore. E anche oggi siamo stati dentro la partita, una partita giocata non benissimo al primo tempo, bene al secondo tempo, e anche lì quando stavi giocando bene, se quella palla si va a inzaccare sotto l'incrocio e vai sotto di 2-0, penso che staremo qui a discutere un'altra partita. Quindi è questo, il calcio è questo. Ripeto, l'ho detto prima, noi dobbiamo essere bravi a determinare gli episodi. Come? Con il lavoro quotidiano, dando di più e sbagliando di meno. Questo deve servire da lezione tutto quello che abbiamo subito fino ad oggi. Sì, sono contento per il gol sicuramente, sono contento perché ho portato 3 punti importanti, 3 punti che servivano oggi. L'unica cosa che non mi interessa, a dire la verità, è il gol, perché questa vittoria serviva davvero tanto perché abbiamo passato qualche settimana un po' pesante dal punto di vista mediatico, dal punto di vista proprio di avere addosso puntati gli occhi come se magari fosse successo qualcosa di grave. Questo è quello che ci dobbiamo portare dietro, quello che ci deve contraddistinguere, perché è un campionato equilibrato, un campionato allo stesso tempo difficile, dove abbiamo dimostrato oggi che se mettiamo quella cattiveria e quel sangue agli occhi che magari in certe circostanze ci è mancato, possiamo dire la nostra. Quindi dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dall'atteggiamento che abbiamo avuto, da come siamo scesi in campo e sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni e dobbiamo continuare a lavorare, perché oggi abbiamo fatto una semplicissima vittoria, quindi non è successo nulla. Siamo consapevoli delle nostre forze, dobbiamo essere anche equilibrati quando ogni tanto arriva qualche stop che speriamo non arrivi, ma se dovesse arrivare sappiamo sempre che noi dobbiamo lavorare per migliorarci giorno dopo giorno. Eravamo timidi nel salire, nell'andare a pressare, li abbiamo fatti giocare quando secondo me il secondo tempo siamo entrati con un'altra mentalità e la squadra avversaria non aveva giocate, tanto è vero che prendeva la palla dalla difesa e buttava in avanti e noi giocavamo. Abbiamo tenuto il pallino del gioco tutto il secondo tempo con cattiveria, siamo stati alti, abbiamo pressato e alla fine il risultato poi era secondo me giusto, perché fondamentalmente se vai dei 90 minuti tiri pericolosi ce ne manco uno. Quindi è giusta la vittoria dato l'atteggiamento che abbiamo messo nel secondo tempo, quindi secondo me un po' di positività ci aiuterebbe, perché comunque la squadra è forte e possiamo fare qualcosa di importante qua. Passo falso del Città di Sant'Agata, che purtroppo cade in casa contro un Corsaro Licata. Allo stadio Biagio Fresina, Città di Sant'Agata e Licata si affrontano nel match valido per la 16ª giornata, penultima di andata del girone I di Serie D. I giallorossi di casa, reduci da 3 risultati utili di fila in cui non hanno subito gol e a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Dall'altra parte i giallo-blu di Campanella che puntano ai play-off distanti 2 lunghezze, con la formazione agrigentina che deve recuperare una partita e che inoltre è reduce dall'ottimo pari per 0-0 sul campo della capolista ACR
Messina. Sono proprio gli ospiti a provarci dopo 14 minuti con Civilleri che serve in aria Cannavò, il destro del numero 9. Ospite finisce alto sulla traversa. 2 minuti più tardi sono ancora i ragazzi allenati da Campanella a provarci con Catalano che mette in aria per Cannavò. Nella circostanza è decisivo il difensore di casa Franchina a mandare in angolo. La risposta della Città di Sant'Agata al 21esimo con capitano Giorgio Cicirello che libera il sinistro, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. È un buon momento per la formazione allenata da Mimmo Giampà che alla mezz'ora di gioco torna a farsi vedere ancora con Cicirello che mette in aria per Perkovic. La difesa delicata riesce a salvare. Passano 60 secondi e c'è il capovolgimento di fronte con l'occasione per Cannavò che entra in aria, arma il destro, il tiro che colpisce in pieno il palo a portiere Ferrara battuto, quindi davvero un passo dall'avvantaggio la squadra di Campanella che continua a spingere e arriva così al 35esimo. Un'altra ghiotta occasione per gli ospiti con Cannavò che apparecchia in aria per l'inserimento di Civilleri. Ferrara si supera, bel gesto di Cannavò per liberare proprio Civilleri che poi trova l'ottima opposizione del numero 92 Sant'Agatese. Ancora Licata che ci prova con il cross di Catalano. Ferrara respinge non perfettamente sulla ribattuta, si avventa Cannavò che tenta di liberare il destro ma ci mette una pezza il difensore Brugaletta. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, triplo cambio per i locali, dentro il secondo portiere Bruno e centrocampisti Fragapane e Costa, ma il primo tentativo è Delicata con il sinistro di Indelicato. Il neoentrato Bruno non si fa sorprendere. 3 minuti più tardi al 48esimo reclama un calcio di rigore il Sant'Agata per questo contatto tra il numero 5 maltese e Gallo. Il signor Foresti lascia giocare. Il Licata risponde al 51esimo con il destro ravvicinato di Maltese, la super parata di Bruno, ma il gioco era già stato fermato per posizione di fuorigioco del capitano giallo-blu. Ospiti che insistono e ci provano anche su calcio di punizione al 58esimo con il destro di Catalano che trova la deviazione della barriera e il pallone che finisce in angolo. Poi il Sant'Agata viene fuori dal guscio, grande lavoro sulla destra di Costa che mette in mezzo per Perkovic che non trova la deviazione vincente. Un minuto più tardi i giallorossi vorrebbero il secondo cartellino giallo per Treppiedi che ferma in maniera irregolare Fragapane. Il direttore di gara sorvola al 68esimo, proteste vibranti del Città di Sant'Agata quando Fragapane entra in area, prova a disorientare il difensore e capitano giallo-blu maltese che lo ferma così. Reclama il calcio di rigore anche il Licata al 71esimo per questo contatto tra Costa e Indelicato. Anche qui il fischietto di Bergamo lascia giocare. Poi bella iniziativa sulla sinistra di Cappello che fa fuori 2 avversari e serve in aria Cannavò che carica il sinistro, ma il suo tiro scheggia all'incrocio dei pali, secondo legno colpito dal bomber giallo-blu. Nel finale allora il Città di Sant'Agata prova a fare i suoi 3 punti, l'occasione capita all'82esimo a Costa che calcia col mancino sbagliando incredibilmente un rigore in movimento. Il pallone che sorvola di poco la traversa. Nel calcio si sa, gol sbagliato, gol subito e all'86esimo in vantaggio ci va infatti il Licata con Indelicato che raccoglie il cross di Civilleri e con un perfetto colpo di testa mette alle spalle del portiere Bruno, facendo così Città di Sant'Agata 0, Licata 1. Può esplodere la gioia per la squadra allenata da Campanella. Rivediamo l'ottimo lavoro di Civilleri e il perfetto inserimento del numero 7 che realizza così il suo primo gol in maglia giallo-blu. Nel finale il Sant'Agata tenta il forcing disperato, il tutto per venire al pareggio, ma anche l'ultima occasione dei giallorossi non produce l'effetto sperato. Poi non succede più nulla, finisce dunque 1-0 per il Licata che centra così la sua seconda vittoria esterna del campionato, la sesta complessiva, sale in classifica a quota 22 punti in quinta posizione e di fatto in piena zona playoff, mentre il Città di Sant'Agata rimane al 15esimo posto con 14 punti e i giallorossi conoscono di fatto la loro ottava sconfitta in campionato, la quarta casalinga. Tante occasioni sprecate da entrambe le parti. C'è voluta una zampata vincente nella parte finale dell'incontro per permettere alla squadra di Campanella di portare via 3 punti pesantissimi per la sua classifica che adesso ritorna a vedere i playoff. Sentiamo comunque le dichiarazioni a fine partita dell'allenatore della Città di Sant'Agata, Domenico Giampà. Ci hanno punito. Può darsi che io potevo fare di più, accontentarmi anche del pareggio. La volevo vincere perché vedevo la squadra che era padrone del campo, poi adesso che l'ho persa quindi mi prendo anche le mie colpe, quindi, perché
quando è entrato Magno ci poteva fare diversamente, ma io vedevo che la squadra era in crescita perché c'è stato qualche contatto in aria, ma non guardo i contatti perché quando l'arbitro fischia è rigore, cioè non è rigore, però abbiamo avuto delle palle che sono passate da destra verso sinistra quando non c'è arrivato Perkovic, però mancava qualcun altro in aria perché potevamo andare a chiudere meglio quell'azione e prima del gol potevamo fare gol con Costa, ma i gol si sbagliano. Purtroppo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, però questo è il calcio, quindi questo è lo spirito che voglio vedere perché io non posso rimproverare niente alla squadra. C'è il rammarico che dopo una prestazione del genere contro una squadra forte abbiamo perso la partita, ma l'atteggiamento è questo. Io avevo cambiato 2 esterni a fine primo tempo. Quando ero dentro Ferrara non aveva problema alla schiena, quindi non avendo problema io avevo fatto altri cambi, però una volta che è venuto il mister a dirmi che stava male abbiamo fatto altro. Cicirello voleva fare altri 5-6 minuti, però arriva da un affaticamento all'adduttore. Dopo quel campo di rende non possiamo permetterci di perdere un giocatore importante come Cicirello, quindi le 3 sostituzioni sono state queste, però la squadra ha avuto la sua identità uguale perché è successo che ce le siamo giocate subito, ma io non ho problemi a cambiare 1, 2, 3 o 4 persone in una volta, questo non è un problema. Noi il primo tempo abbiamo fatto bene, avevamo più birra, il problema è che nonostante abbiamo giocato meglio il primo tempo abbiamo concesso 3 ripartenze a loro. Io ho parlato di 3 ripartenze, quindi quando Cannavò può fare gol, perché se no la prestazione è stata superiore nel primo tempo, che avevamo più birra, quindi ancora, ve l'ho detto, questa settimana non abbiamo lavorato per mettere più minutaggio, quindi noi eravamo più stanchi il secondo tempo, quindi forse il rammarico che magari mi potevo accontentare a fare un cambio diverso. Sul cambio di mano qual è l'idea? L'idea potevo mettere un centrocampo a 3 con Costa in mezzo e mettere Ivan a destra, però non volevo dare la sensazione alla squadra di abbassarsi, perché io vedevo che nonostante non c'era la birra del primo tempo, vedevo che la partita si poteva vincere. Però adesso che abbiamo perso è un errore. Quindi, perché io non sono come gli altri. Quindi la mia squadra ha perso, ma quindi oggi ho messo in difficoltà io la mia squadra, quindi, perché io sono un allenatore diverso, nel senso che dico quello che penso, ma non ho problemi a farlo. Non è che magari ho fatto una cosa che magari potevamo prendere il punto, oppure se ti metti 3-5-2 la potevi vincere ugualmente, ma non abbiamo preso gol nonostante Manno che non tenevamo il campo l'abbiamo tenuto uguale, quello che voglio dire. Però ti ho spiegato anche la sostituzione, in caso ho messo in difficoltà la squadra, l'ho messa io, ma la sostituzione era questa: o Ivan a destra e mettere un 3-5-2, oppure come ho fatto 3-4-3 per mettere uno davanti fresco. Manno era fresco e mi poteva dare, infatti il gol che abbiamo sbagliato e Manno è andato a chiudere bene, là c'è stata la chiusura di Caruso, Manno che l'ha toccata e il quarto che è arrivato che è Costa, quindi mi è piaciuto, però nel calcio contano i punti e i punti li ha presi legati. Prima di parlare della partita FC Messina-Paternò che si è conclusa con la vittoria della squadra peloritana, volevo salutare con un grande abbraccio Pino Rigoli, l'allenatore dell'FC Messina, momentaneamente assente. Sappiamo della sua prossima guarigione e speriamo veramente di rivederlo prestissimo sui campi di calcio. Adesso ci guardiamo il servizio, appunto, che ha visto protagonista l'FC Messina, vittoriosa 1-0 contro il Paternò. Sconfitta che brucia per il Paternò al Francoscoglio contro l'FC Messina di Pino Rigoli, sostituito in panchina da Leo Criaco, al termine di un match combattuto e giocato con attenzione dai ragazzi di Gaetano Catalano. Le assenze non sono state mai un alibi per la squadra di Catalano, che hanno saputo tener testa ai giallorossi per tutta la partita e provato anche a vincere. Grida vendetta l'incrocio dei pali colpito da Scapellato dopo appena 15 minuti di gioco. Insomma, con tante partite ancora da giocare, può ancora succedere di tutto in un torneo bello ed affascinante da un lato, particolare ed anomalo dall'altro, per via del Covid-19 e di una interminabile sessione di calciomercato.
Si studiano le due formazioni in campo. Per vedere il primo tiro bisogna aspettare il 10° minuto. Il tiro è di Bevis, l'attaccante dell'FC Messina, che poi scompare sotto la marcatura di Gianluca Raia. Al 15° si fa sotto il Paternò con una gran botta dalla distanza di Fabrizio Scapellato che colpisce l'incrocio dei pali. Al 17° l'FC ci prova con Giuffrida, ma il pallone termina sopra la traversa. Al 21° si rivede ancora la squadra rossazzurra in avanti, ancora con Scapellato, ma il suo tiro termina tra le braccia del portiere. Spinge il Messina, che tra il 28° e il 38° cerca il gol del vantaggio senza mai pungere. Prima con Agnelli al 28°, con Cavalli che devia in corner, e poi con 2 tiri a giro di Bianco, che di fatto chiudono la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo squadre invariate e Paternò subito pericoloso con una incursione di Santa Paola con palla deviata in corner dopo appena 1 minuto. Sugli sviluppi dello stesso i rossazzurri chiedono un calcio di rigore, ma l'arbitro lascia giocare. Al 14° Arena mette al centro per Carbonaro che prova di testa, ma il pallone finisce tra le braccia di Cavalli, sempre attento. Al 18° Paternò in evidenza con una interessante triangolazione. Di Stefano cerca Santa Paola che serve Scapellato che prova la botta, ma Marone para. Su capovolgimento di fronte è l'FC a rendersi pericoloso, ma Cavalli smanaccia in corner. Al 21° il gol per i padroni di casa, un preciso tiro di Carbonaro viziato da un fallo non visto dall'arbitro. Al 26° Catalano cerca di cambiare le carte in tavola, inserisce Savasta al posto di un De Marco stanco ma che ha saputo dare il suo contributo. Al 35° del secondo tempo il Paternò si proietta in avanti con Luca Savasta, ma Marone fa buona guardia in piena area di rigore. Al termine dei 4 minuti di recupero ad alzare le braccia al cielo è l'FC Messina di Quiaco. Paternò che deve archiviare subito questa sconfitta per pensare al Gelbison, prossimo avversario al Falcone Borsellino. Sono 3 le partite che deve recuperare l'FC Messina. La prima sarà proprio mercoledì contro il Marina di Ragusa. Potenzialmente 9 punti che potrebbero proiettare la squadra dell'FC Messina al primo posto. Vedremo cosa succederà. Sentiamo adesso le dichiarazioni post gara da parte paternese. In primis il direttore sportivo Vittorio Strianese. Noi abbiamo avuto tante assenze, avevamo tante assenze e i ragazzi che hanno giocato non hanno fatto mancare il loro apporto. Chi ha sostituito i titolari non hanno fatto mancare il loro apporto e la loro qualità. Sapevamo che era una partita difficile, però credo che abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo risposto alle loro azioni, abbiamo ribattuto su tutte le azioni loro, penso che meritavamo perlomeno il pareggio. Ma guarda, abbiamo subito solo il primo tempo un tiro da distanza di Agnelli, per quello che ricordo io, poi il resto abbiamo avuto noi una palla gol con la traversa di Fabrizio Scapellato dopo 10 minuti e su 2 ripartenze potevamo fargli male, però purtroppo abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, però per il resto non mi rammarico di niente perché la squadra ha retto bene, ha risposto alla grande. No, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso dobbiamo subito archiviare questa partita che ce la dobbiamo mettere da parte e dobbiamo pensare da domani, dobbiamo pensare alla Gelbison e a fare punti, perché bisogna fare punti, dobbiamo fare punti, specialmente in casa, sul nostro campo dobbiamo trarre sempre il massimo. Ma più che preparare la partita in quel modo magari sono stato costretto perché ho tanti ragazzi fuori, Framagrano, Truglio, Bontempo, Coniglione, e quindi giustamente non potevamo venire qua a giocare la partita con l'FC perché ci avrebbero fatto male, e quindi abbiamo fatto una partita attenta, siamo stati bravi, devo fare anzi i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto. Peccato alla fine subire un gol del genere perché magari la partita poteva essere indirizzata su un risultato diverso. Ma una stagione difficile causa Covid, come si vede ogni domenica 3-4 squadre non riescono a giocare, ci sono tanti turni da recuperare. E quindi
Noi dobbiamo recuperare 2 partite, quindi la classifica può cambiare e mutare, però allo stesso tempo non vorrei che poi magari dopo che la classifica si è delineata, recuperare le partite diventi un qualcosa di diverso, perché penso che non ci sia equità durante tutte le domeniche. Sì, un campionato difficile, le squadre sono tutte agguerrite, sia dal basso, nel senso che cercano di fare i punti perché la salvezza secondo me quest'anno è molto alta. E anche su in alto credo che ci sia una lotta fino alla fine fra Cireale, Messina CR e Messina FC, quindi credo che loro 3 alla fine si giocheranno il campionato per salire in Lega Pro. Ma il Paternò oggi ha fatto la partita giusta che avevamo preparato, come ho detto prima, ha diverse assenze e soprattutto sono giocatori di qualità come Majorano, come Truglio. Mancavano queste 2 persone lì in mezzo a campo che potevano dettare i tempi e fare un po' la partita. Abbiamo fatto la partita che avevamo studiato, abbiamo chiuso bene gli spazi, abbiamo concesso poco all'FC e qualche traversone, perché il nostro portiere non credo che abbia fatto qualche parata durante i 90 minuti, tranne qualche cross dagli esterni, e purtroppo alla fine abbiamo subito questo gol. Noi dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere perché siamo una squadra molto giovane e quindi bisogna continuare a lavorare, vediamo se troviamo qualcosa nel mercato, visto che è aperto fino al 26, per cercare un pochino di rinforzare questa squadra, perché credo che sia abbastanza duro fino alla fine. Noi siamo una squadra giovane, però abbiamo persone di qualità, è anche vero che abbiamo perso secondo me qualche punto per strada e causa Covid dobbiamo fare ogni domenica necessità virtù perché qualche giocatore manca, qualche giocatore anche per causa di infortunio. La nostra posizione pensavamo di migliorarla sinceramente, anzi pensavo di migliorarla, però purtroppo siamo in quella posizione, adesso diventa difficile perché dietro stanno cominciando a correre, quindi noi dobbiamo stare molto attenti, lavorare, cercare di fare i punti per tirarci fuori da questa situazione il prima possibile. Continua a vincere la Gelbison, questa volta è toccato al Dattilo soccombere contro la squadra di Ferrazzoli. 2-0 netto, ecco le quali 2 reti realizzate nel primo tempo al 34esimo da Gagliardi ed infine quasi a tempo scaduto al 48esimo il raddoppio di Stancarone. Una Gelbison che a questo punto non si nasconde più. La squadra è stata costruita per fare bene, per stare ai vertici, non ci nascondiamo. Io in un'intervista un paio di settimane fa ho detto bisogna aspettare 1 o 2 mesi, magari a marzo-aprile, per vedere dove siamo e poi fissarci l'obiettivo finale. Ma i risultati parlano chiaro, però anche solo vedendo i nomi la nostra squadra si capisce che è una squadra forte, quindi magari i risultati ci stanno aiutando, però anche se i risultati non arrivavano, comunque la squadra è sempre forte e da rispettare. È stata interpretata bene perché era una partita difficile, perché loro sono una squadra tosta, fisica. Io avevo visto la partita in televisione che avevano fatto con la Cireale e oggi qua hanno confermato quello che avevo visto. Il primo tempo è stato un pochino difficile, specialmente nel momento in cui non riusciamo a fare possesso palla, perché su Majorano creavano una pressione abbastanza importante. Però poi una volta trovato il gol penso che sia stato tutto in discesa, il fatto del tiro in porta sì è stata un'occasione, ma è stata, diciamo, tiro da fuori area non si possono impedire. Sono contento perché ribadisco che è stata affrontata nel modo giusto, con la personalità giusta. Quella che mi è piaciuto tanto è la personalità contro una squadra importante che, ripeto, è a 19 punti ma è 3 partite indietro, quindi potrebbe diventare un ospite in più per quello che concerne le prime posizioni della classifica. Questi discorsi sono tutti giusti, io non metto in dubbio e non metto le mani avanti, però la CR Messina va a fare 3-3 a Ragusa dopo che vince 3-0. Il campionato non è facile. In questo momento ho una squadra che
può ambire sicuramente a entrare nei playoff. Non posso mai dire che ambisce a vincere il campionato, perché ci stanno altre realtà che hanno gli stessi obiettivi. Poi il campo dimostrerà se noi meritiamo di vincere il campionato, perché partite come oggi sono partite importanti, ma è una tappa ad arrivare. Il campionato si vincerà a marzo, aprile, quando ci saranno tutte le partite recuperate, quando ci saranno squalifiche, infortuni che vengono fuori. La Gelbiso è sicuramente attrezzata per fare un campionato importante e spero che questa crescita che stiamo avendo sia costante e continua. Noi festeggiamo adesso, ma domattina già si parla di rotonda, anche perché adesso i ragazzi devono capire che quando arriva la Gelbiso arriva una squadra che è una squadra importante e che sta facendo un campionato importante, quindi sicuramente il famoso livello di attenzione e intensità va tenuto sempre più alto. È stata certamente una domenica non positiva per l'ACR Messina, addirittura in vantaggio di 2 gol si è fatta raggiungere quasi a tempo scaduto dalla Marina di Ragusa. Guardiamo la sequenza delle reti. Apre le marcature Arcidiacono al 6° minuto del primo tempo. Poco dopo, al 17° il raddoppio per la squadra di Novelli, il 2-0 è ad opera di Sabatino. A questo punto, al 37° accorcia le distanze il Marina di Ragusa con una gran rete di Mannoni. Passano 3 minuti e Arcidiacono al 40° porta il Messina sul 3-1. Nella ripresa, al 16° accorcia le distanze con la seconda rete personale Mannoni per il Marina di Ragusa e al 47° quello che non ti aspetti, cioè il pareggio del Marina di Ragusa ad opera di Agudiak. Grande prova di carattere per la squadra di Salvatore Utro, un pareggio che permette alla squadra ragusana di guardare con un certo ottimismo al difficile incontro di recupero che si svolgerà mercoledì contro l'FC Messina. Adesso sentiamo il commento per quanto riguarda la giornata in questo girone I del campionato di Serie D da parte di Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, il mio salve, il welcome per quanto riguarda Gold TV e Penalty. Un'altra domenica di calcio di Serie D che si sposta, no? Che ha segnato, forse no, però ha tracciato esattamente alcune linee che hanno rimesso in movimento alcuni marchingegni. La problematica è che la domenica ha una fondatezza e energia sufficienti per dire che è una domenica di calcio. Il mercoledì ha assolutamente delle differenze bestiali che si vedono tutte, degli squilibri. La CR da domenica a domenica non guadagna, non dà il colpo finale. La Cireale da domenica a domenica fa mercato, si difende dalla pressione forse continua a prescindere dai tifosi e ottiene un risultato difficilissimo, perché Santa Maria di Silente è una squadra difficilissima, scorbutica da affrontare. Lo riesce comunque con il capitano. Interrompono il silenzio stampa perché vabbè, io sempre non sono d'accordo ai silenzi stampa, sono d'accordo al silenzio, però poi è troppo facile. Però il linguaggio del calcio e in fin dei conti ci siamo dentro e va bene così. Cambi e ricambi, cosa accade? Che il Licata sbanca, fa male al Sant'Agata. Diciamo in quest'ultimo periodo è la squadra più in difficoltà. Pensate, è la squadra più in difficoltà. E si vede, ok? E comunque devono capire cosa significa salvarsi, cosa che ormai ha nelle corde il Marina di Ragusa, perché in Serie D non ha fatto altro che lottare caparbiamente per rimanere in categoria. Il Marina ce li ha nel DNA e alla sua seconda rimonta sui 3 gol. Sulla CR, la CR cosa vuole fare? Lo vuole vincere subito? Non lo vuole vincere subito? Vuole farsi
male da solo, una forma di Harakiri, perché comunque i testacoda alla CR fanno male. Diciamo che la guida drift non gli piace, non sa guidare, non sa andare di coda, non sa andare di culo, e allora questo è un problema, perché comunque si sta facendo del male da sola nel vero senso della parola. Chi nel mezzo ha mosso bene le fila è il Biancavilla, ha agganciato un treno importante battendo una delle squadre più in forma del momento, che è il Rende, anche lì in rimonta. Ecco, è stata la domenica delle remontate, è stata la domenica di coloro che hanno vinto all'ultimo respiro, non all'ultimo giro di lancetta, ma all'ultimo respiro. E quindi a questo punto cosa succede il mercoledì? Non lo so, mercoledì ci sono altri testacoda, altri eventi, altri recuperi, altre partite. Occhio al mercoledì, perché il mercoledì pesa più della domenica, maledettamente più, tantissimo più. Quindi è alla ricerca dei mercoledì riparatori o dei mercoledì dei bastoni fra le ruote, che fa male, molto, molto male il mercoledì, ed è un febbraio pieno di mercoledì. E c'è ancora calciomercato, perché Licata va in Argentina, arriva il fratello di Izco, Mariano, giocatore del Catania, che doveva arrivare già in Sicilia qualche anno fa, è un esterno ed è del 94. Movimenti che sembrano inutili, però non sai dove pescare. Ormai, hai svuotato le squadre di eccellenza, hai svuotato tutto il movimento degli under, e allora che fai? Sbarchi il lunario, perché potrebbe essere anche questo. E allora vai dove? In Argentina, dove c'è la gagna, dove c'è il carattere. E la mia rubrica è dedicata come foto di copertina chiusura da Adujak, arrivato 2 anni fa in Italia col Rosolini, si è fatto subito notare, e poi Rosolini chiude e va a Giarre, inizia a Giarre, sospensione dei campionati. Cosa fa questo ragazzo? Gli argentini hanno una cosa in testa: il calcio, fermi loro non amano stare. Allora la proposta del Marina: 2 partite, 4 punti, 2 partite, 2 gol vittoria con il San Luca, gol del 3-3 splendido, stupendo, contro la CR Messina, è un 85, ma è un argentino. Il gol che ha fatto è un gol argentino, non un gol che non ha nelle corde, è un gol argentino, che è una cosa diversa. Quindi ci vediamo in questi giorni, perché si dice sempre così, è la settimana del carnevale, è la settimana in cui le maschere ci sono, ma sono diverse, e il calcio vuole cambiare approfittando delle maschere. Quindi è da accettare il cambiamento, veloce, radicale, senza stare lì a menare il canterraia, no? Accettalo e ti integri, ti adegui, se sei veloce. Se sei lento non si va mai avanti. Ciao Dal Monti, ciao Ettore, ciao Penalty, ciao Gold TV. Grazie Giampaolo. Certamente conosciamo il momento di grande tensione che esiste all'interno della federazione e all'interno anche della Lega Nazionale Dilettanti, perché questa settimana bisogna assolutamente sapere e conoscere la data del prossimo ventilato ritorno in campo del campionato di eccellenza, e sappiamo le difficoltà che esistono, sono veramente tantissime. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ritorneremo in studio e vi anticipo che avremo un'intervista esclusiva con José Sorbello, neo presidente dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Sicilia. A tra poco.
Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro.
Ritornati in studio, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Sappiamo che questa è una settimana molto importante, decisiva perché ci sono molti recuperi nel campionato di Serie D, ma decisiva perché la federazione sicuramente prenderà finalmente una posizione ben chiara, deciderà probabilmente la data per il ritorno in campo del campionato di eccellenza, mentre come tutti ben sanno è stato già anticipato da qualche giorno il no definitivo per questa stagione per il campionato di promozione di prima, seconda e terza categoria e ahimè anche quello dei settori giovanili. Voglio adesso farvi sentire e vedere un'intervista realizzata dall'editore di Sport in Oro Raffaele Menichino di Rete Oro di Roma con il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ovvero l'avvocato Umberto Calcagno. Sentiamo le sue parole perché ci parla anche del dramma che in questo momento sta vivendo tutto il calcio dilettantistico. Buonasera a voi, grazie per l'invito. L'argomento dei calciatori a 360 gradi, dal professionismo ma soprattutto a noi che da 37 anni ci occupiamo di calcio giovanile e calcio dei dilettanti, ci sta particolarmente a cuore. Quindi sono delle problematiche, immagino, anche per voi questo periodo dovuto o meno alla ripresa del calcio giocato nel mondo dei dilettanti attraverso i campionati dell'eccellenza in tutta Italia, presumo che vi riguarda da vicino, dico bene, avvocato? Beh, certo, sì, è una tematica della quale stiamo discutendo in ambito federale da tempo. È chiaro che c'è una situazione molto complicata, credo ne abbiate già parlato. Noi abbiamo oggi norme sovraordinate rispetto al nostro sistema, quindi di PCM che tecnicamente non ci permettono una ripartenza nei campionati apicali regionali e quindi la federazione in questo senso ha scritto già ormai da qualche settimana per cercare risposte, modifiche normative che poi ci consentano di capire all'interno del nostro mondo con quali modalità ripartire, perché è chiaro che poi la nostra responsabilità sarà successiva nel capire quali siano le giuste appunto modalità per poterlo fare. Allora, avvocato, lei succede naturalmente proprio a Tommasi come è stato presidente dell'associazione per un certo periodo, però ecco, non so se ha trovato una mole di lavoro molto impegnativo e soprattutto poi in questo momento molto difficile per tutti, dalla politica a noi giornalisti, ma soprattutto anche a chi dovrà prendere decisioni nel bene e nel male, però bisogna prendere decisioni, no? Sì, il periodo è particolare per tutti, ma insomma noi ci siamo abituati all'eccezionalità di tanti momenti che poi il nostro mondo ha vissuto. Oggi diciamo che la parte più importante dell'eccezionalità è passata. Oggi abbiamo bisogno appunto di gestire da un lato il mondo professionistico che è ripartito e che ha bisogno di adattarsi a questo nostro nuovo mondo di fare calcio, e dall'altra, come dicevate, c'è invece ancora tutta una parte di dilettanti, ma anche lo sport di base, insomma i nostri figli e le nostre figlie che stentano a ripartire o che comunque svolgono l'attività, almeno nel nostro mondo, che è uno sport di contatto con modalità che rischiano di far perdere un po' di passione. Senta, noi ci occupiamo di calcio giovanile, come ho detto, da 37 anni. Ecco, ci sono queste problematiche che riguarderà il mondo del settore giovanile che purtroppo, ahimè, è fermo, tranne qualche saltuario allenamento che fanno nel bene e nel male a volte, però non c'è la possibilità di cimentarsi sul campo attraverso un po' di sano agonismo. Anche i piccoli calciatori che speranza potranno avere per un futuro? È un problema molto grande, specialmente secondo me in questo momento, più che a risentirne, più che i molto piccoli, sono proprio i ragazzi e le ragazze in fase adolescenziale. Noi sappiamo quanto non solo il mondo del calcio a livello giovanile, ma un po' tutto lo sport in generale stia patendo in quest'ultimo decennio
l'abbandono all'attività sportiva proprio in quella fascia di età e aver vissuto, vivere in questo momento 2 stagioni a singhiozzo, comunque con modalità che non ti permettono di confrontarti, insomma ti levano la parte più bella, no? Poi del fare sport che è la... Infatti, avvocato e presidente naturalmente, partita. Per quanto riguarda il mondo dei dilettanti, una delle problematiche poi si riallaccia anche un po' a un messaggio che abbiamo appena ricevuto sicuramente da un genitore, che tanti ragazzi per l'obbligo dei giovani nei campionati dei dilettanti dalla Serie D che hanno più fortuna, ma l'eccellenza sono già 2 anni che purtroppo, stavamo dicendo anche prima un po' in privato, qui quando si riprenderà eventualmente l'anno prossimo le varie categorie, c'è l'obbligo dei giovani che addirittura saranno quelli che dovevano fare gli allievi, che neanche si sono cimentati nei campionati degli allievi, saranno catapultati addirittura nei campionati dei dilettanti, dell'eccellenza e della promozione. E anche qui qualcosa potreste intervenire per cambiare qualche piccolo regolamento a tal proposito? Beh, sapete quanto a noi poco piace la norma sui giovani obbligatori, poi in questa fase oggettivamente diventa anche difficile da gestire. Purtroppo la storia di questi giovani che giocano obbligatoriamente poi ci dice che nella maggior parte dei casi li prepariamo per le categorie inferiori e non per quelle superiori, quindi io spero si possa poi ragionare a bocce ferme sulla rivisitazione di queste norme, perché la meritocrazia in campo credo che sia lo strumento migliore per farli crescere nella maniera giusta. Che atmosfera sta regnando naturalmente nell'avvicinarsi dell'elezione del nuovo presidente il 22 di febbraio? Le varie leghe sono stati già scelti i presidenti, anche voi dell'associazione calciatori come quelle degli allenatori si sono già espressi. L'associazione calciatori per proiettarci al 22 di febbraio con Gravina o con Sibilia, presidente? Voi vi siete, mi sembra, già espressi comunque. Ci siamo espressi sia al nostro consiglio direttivo, ma anche i 52 delegati riuniti in un'assemblea hanno espresso per la continuità. Io credo che il lavoro fatto, specialmente in quest'ultimo anno, e come è stata affrontata l'eccezionalità del momento, ma come abbiamo lavorato tutti quanti insieme all'interno della federazione, sia un patrimonio che deve essere valorizzato anche nel prossimo quadriennio, perché chi ci ha guidato e chi ci ha coordinato ha anche permesso di ripartire al mondo professionistico, che poi è il volano del nostro sistema, e sapete bene tutti quanti quanto fosse tutt'altro che scontato riuscirci, e riuscirci anche così bene. Quindi ci aspettano delle sfide importanti e anche delle riforme di sistema che probabilmente la pandemia ha reso ormai improcrastinabili, quindi io mi auguro che su questo si possa ragionare nel prossimo quadriennio. Presidente, chiudiamo con l'argomento che è più scottante per noi, almeno dall'inizio della trasmissione odierna, ma già in altre occasioni, quello della ripresa eventuale del campionato di eccellenza, auspicato anche da noi, ma soprattutto a livello nazionale sembra che i comitati regionali si sono espressi per la ripresa, tranne 5 o 6 comitati a livello nazionale. Sibilia ha avuto il mandato da parte del comitato da parte del consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti di chiedere alla Federazione Italiana Gioco Calcio nel prossimo Consiglio federale quindi di decidere se eventualmente riprendere attraverso anche del sostegno economico da portare a beneficio della ripresa. Che idea per tutelare anche i suoi associati che ci sono anche nel mondo dei dilettanti? Secondo lei è giusto cercare in tutti i modi di riprendere e aspettare però ancora del tempo, perché prima noi abbiamo notizia che il Consiglio federale prima dei primi di marzo non si potrà riunire. Quindi se dobbiamo aspettare quella data significa ancora poi pronunciarsi in merito in attesa poi del Dipartimento dello Sport del Ministro, no? Dico bene? Sì, lo dicevamo poc'anzi, ci sono intanto adesso norme sovraordinate che dovranno cambiare. Noi dobbiamo farci trovare pronti, come è successo per il mondo
professionistico. Non possiamo immaginare che tutti quanti la si pensi alla stessa maniera, perché anche in eccellenza c'è chi ambisce a traguardi superiori, chi invece magari valuta la ripresa in un contesto completamente differente. Noi abbiamo però la responsabilità di far giocare a calcio, quindi dobbiamo cercare di percorrere tutte le strade possibili perché si ritorni a giocare, ripeto, a tutti i livelli. Non dobbiamo tornare a giocare a tutti i costi, perché la salute dei ragazzi, ma non solo dei ragazzi, ma anche di tutte le persone che fanno parte del gruppo squadra, è ovviamente la prima cosa alla quale tendere. Io spero non sia un argomento divisivo, perché non dobbiamo, dobbiamo capire che tutti quanti insieme, così come abbiamo lavorato per il mondo professionistico, ma anche per la Serie D, per il calcio femminile, ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo bene. È anche un problema oggettivamente di costi, perché non ci possiamo nascondere che certe sanificazioni o certi protocolli già hanno un'applicazione molto difficile, insomma, e comportano dei sacrifici a livello professionistico, a livello apicale dilettantistico, e quindi man mano che si scende di categoria dobbiamo anche capire bene quali tipi di supporti, ma noi già con il decreto ristori, che poi a fine mese non è stato approvato per le ragioni che conosciamo, c'erano previste delle somme che sarebbero anche state destinate proprio per i campionati regionali apicali, quindi io mi auguro che il governo da una parte e poi il nostro sistema federale, non ne dubito, saremo pronti e capaci a ripartire al momento giusto. Le parole chiare del presidente dell'Associazione Calciatori Italiani, ovvero l'avvocato Umberto Calcagno. Per questa intervista ringrazio naturalmente il direttore Raffaele Mimichino di Sport in Oro, in onda su Rete Oro da oltre 30 anni. È una trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico, come in fondo è penalty. E adesso, come vi avevo annunciato al termine della prima parte, abbiamo un'intervista esclusiva a José Sorbello, il neo presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio Sicilia. Incontro importantissimo quello di oggi. Abbiamo con noi il neo presidente dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori, José Sorbello. Ciao José, ben trovato. Ciao Ettore, ben trovati a tutti. Auguri. Radio auguri. E telespettatori. Auguri. Grazie. Auguri per questa giusta promozione, no? Dal presidente regionale bisogna attendersi tanti progetti, adesso ne parleremo. Intanto mi sembra giusto, doveroso salutare il presidente uscente. Ma infatti è una cosa doverosa, ma non perché si deve fare, ma perché il presidente Bino Abisso, che ha retto le redini di questa associazione per tanti anni, 16 anni, diciamo, rappresenta una pietra miliare della nostra associazione. Durante la sua presidenza gli associati si sono nel tempo raddoppiati in Sicilia, quindi ha fatto un lavoro straordinario, al di là del fatto che davanti a Bino Abisso siamo davanti a una persona trasparente, una persona per bene, una persona seria, di buonsenso. Sul trasparente qualcuno potrebbe avere qualche battuta, perché è uno che pesa 100 kg. Ma chi lo conosce bene, però sappiamo benissimo le qualità. Un gran signore, un gran signore. Quindi a lui vanno i ringraziamenti dovuti, ma dico, insieme a lui i ringraziamenti vanno anche a tutte le altre persone che in questi anni hanno lavorato per la regione, per l'AIAC regionale. Parliamo del consigliere nazionale Roberto Bellone. Certo. E io, siccome sono di parte, soprattutto per il segretario regionale Salvo Arcidiacono, che è veramente l'anima dell'AIAC regionale, per la sua disponibilità e per la sua competenza. Fondamentale, tra l'altro. No, in un momento, è sempre fondamentale. Ma in un momento come questo lo è di più.
Lo ecco, è di più. mi aggancio in un momento come questo. Sappiamo benissimo dei grandissimi problemi che ci sono, ma di questo ne voglio parlare poco, perché sotto questo punto di vista l'AIEC quanto ha sofferto questo dramma del non giocare? È nelle cose, è già nella domanda la risposta. Ha sofferto moltissimo perché noi come allenatori nasciamo dentro un campo di calcio con un pallone e degli atleti da allenare, quindi se ci viene a mancare il campo di calcio, gli atleti, manca l'ossigeno, ma non si respira più, quindi siamo in apnea da un anno, quindi speriamo che al più presto si possa ritornare. Non sarà facile e nessuno può fare previsioni su questo, però speriamo che al più presto si possa ritornare anche piano piano, mantenendo le giuste misure di sicurezza, certo, a ricominciare. Ricominciare vuol dire riorganizzare anche dal punto di vista tecnico i corsi e tutti i vari momenti dedicati principalmente alla figura dell'allenatore. Allora, qua devo fare una precisazione. Questo anno di difficoltà, diciamo, sì, chiamiamo così, di difficoltà, di chiusure, di colori, arancio, giallo, rosso, e tutte queste cose messe insieme non hanno impedito all'AIAC di fare il suo lavoro. Questo è anche perché vero. Grazie al lavoro di gente come Salvo Arcediacono in Sicilia, ma anche a livello nazionale, lui insieme agli altri responsabili di livello nazionale come il dottor Bazzoni e altri, si è riusciti in questo anno a fare tutto quello che si sarebbe dovuto fare in condizioni normali, questo è anche utilizzando le tecnologie, utilizzando la competenza. Sono servite tantissimo queste tecnologie, abbiamo fatto i corsi per allenatori, quelli di aggiornamento, abbiamo fatto i seminari, i famosi webinar, sì. No, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, oltre ad aver fatto i direttivi, insomma le cose di competenza nostra, di un'associazione, tutto. Quindi l'AIAC da questo punto di vista non si è fermata. Chi ha sofferto è l'allenatore, è vero, che non è potuto andare in campo, ma l'AIAC come associazione ha fatto un grandissimo lavoro che non è l'ha potuto fare perché dentro, oltre alle idee, ha competenze e uomini di altissimo livello. Questa è la verità. Poi se qualcuno non la vuole vedere è un altro discorso, ma la verità è questa. Giuseppe, tu lasci il ruolo di presidente provinciale di Catania, lasci una sede di Catania sicuramente in crescita, con l'arrivo anche di Lucio Tosto che faceva già parte del direttivo. Lasci probabilmente la stessa energia a Lucio? Allora, io sono, per essere intellettualmente onesto, rispetto a 4 anni fa abbiamo subito a livello di iscrizione qualche piccola flessione, però ne abbiamo guadagnato in qualità di associati. Quindi questo è già un dato che per me è importante. Poi io non mi allontano da Catania perché Catania sappiamo benissimo, quindi, certo. Lasciamo bene. Quindi Catania è casa mia, sempre lo è stata. Io ho abitato a Catania, ho fatto l'università a Catania, ho giocato col Catania. Catania è casa tua. Catania è casa mia, c'è poco da fare. Quindi il gruppo provinciale di Catania che mi aveva riconfermato, sì, è vero, era al corrente comunque, prima della riconferma, di questa possibilità che era arrivata da sollecitazioni varie da tutta l'isola. Quindi non è stata una inaspettata, un colpo, assolutamente no, non l'avrei mai potuto fare, certo, perché io ho un grandissimo rispetto per gli allenatori associati, certo, catanesi e per coloro che fanno parte del direttivo.
Lucio Tosto è stato, io ho fatto il primo direttivo provinciale, l'abbiamo fatto indicando Lucio Tosto come vicepresidente e presidente FF, no? Facenti funzioni. Facenti funzioni, E quindi con Luca Di Gregorio, che sono gli unici due che rimangono del vecchio direttivo al quale io porgo i miei più sentiti ringraziamenti, perché sono stati encomiabili. Sono stati anche 4 anni di costruzione. No? Sono stati straordinari, e infatti li abbiamo visti vicini a noi anche nel momento delle elezioni, sono stati insieme a noi a dare una mano, a lavorare per l'AIAC. È vero. Ecco, questa è una cosa importante. Questi ragazzi non hanno mai lavorato per se stessi, hanno lavorato sempre per l'associazione. Beh, in questo caso tu, con il ruolo da ex allenatore in campo, hai costruito giustamente la squadra con delle motivazioni. Sì, vabbè, questo è, no, è la verità. Però voglio dire, se tu hai di fronte persone che pensano a se stessi e dopo pensano all'associazione, non si va da nessuna qualche parte. Difficoltà ce l'hai. È vero. Puoi avere anche Ronaldo, ma da solo non le vince le partite. Mai. Vince le partite. Allora, io mi auguro che non le vinca neanche insieme agli altri. Però... parliamo di questo quadriennio che ti aspetta. Sarà impegnativo, probabilmente da più parti si dice che la tua idea di innovazione forse un po' rompe certi equilibri. È vero secondo te, oppure invece inizierai con una linea magari già delimitata da Abisso, ma poi probabilmente la personalità di José Sorbello dovrà venire fuori, deve venire fuori, e sono sicuro che verrà fuori. Allora, io penso che come il mondo, come gli astri, come tutto, niente è immobile. Cioè l'immobilismo è la cosa peggiore. Cioè non tanto conservare le posizioni, che è un'altra cosa, ma è vero. Rimanere immobili è un fatto deleterio, alla fine tu insomma perdi. Quindi che ci sarà qualcosa che già è stata presentata, diciamo, di diverso rispetto a prima, è fuori di dubbio, perché nel mio programma ci sono alcuni punti che sono innovativi. E ce n'è uno che mi piace tantissimo, il settore tecnico, nuovo effetto Coverciano. È un programma per certe cose, una di queste l'hai citata tu, innovativo, sì. Però queste cose non è che si ottengono dall'oggi al domani. Oggi si mette il seme per poter raccogliere fra anni. Quindi, però, se tu non metti il seme oggi, giustamente non puoi pensare che possa crescere. Quindi, chiaro. C'è questa innovazione, questa posizione mentale di governare il cambiamento, di governarlo, cioè non farsi trasportare dall'onda del nuovo, oppure mantenersi in una posizione di conservazione del passato. Ho capito. Nell'uno o nell'altro, però governare il cambiamento sì. Questo ha agevolato anche la disponibilità da parte di altri comitati provinciali che hanno sposato a questo punto il tuo progetto, la tua idea. Sì, siccome, brevissimamente, siccome si era reso necessario anche per volontà di Abisso in un cambiamento, molte province mi avevano detto, adesso è il tuo turno, è il tuo momento. È il tuo momento. Io ho detto, ragazzi, io sono disponibile ad una condizione: se abbiamo una unitarietà di intenti, giusto, se siamo tutti insieme, ok, ma io andare a fare guerre non fa parte neanche del tuo carattere. No, non mi va, perché voglio dire, noi rappresentiamo gli allenatori, facciamo parte di un'associazione senza scopo di lucro. È vero. È un'associazione di volontariato. Va bene che insomma diamo tanto tempo, togliamo tempo alle famiglie, ai nostri allenatori, però è volontariato e non ha scopo di... Allora, io dico, io mi posso candidare contro un altro, contro altri 2, 3, non c'è problema,
però senza guerre. Cioè, voglio dire, ci candidiamo perché abbiamo dei programmi diversi. Certo, alla fine chi preferisce uno non preferisce allora, l'altro. se ci sono queste condizioni io mi candido. Nel frattempo, da agosto, quando si è stata presa questa decisione, ad ora le cose sono lievitate grazie a un lavoro, diciamo, collettivo, coordinato da qualcuno che in queste cose è bravo. Non si possono fare nomi perché non ero il solo candidato e siccome i candidati sono espressioni AIAC non mi sembra giusto. Correttezza professionale, complimenti. E quindi comunque alla fine però questa unitarietà di intenti, questo comune sentire da parte delle province Ha indirizzato tutto verso una stessa linea. Infatti noi su 18 delegati, che quindi la disponibilità erano 18 voti, quelli appannaggio della scelta Sorbello erano 13 e gli altri erano 5. E i numeri sono stati una questi. bella maggioranza, devo dire. Sì, ma sono stati confermati, non c'è stato nessun gioco. Assolutamente, tutti hanno... Nessun gioco politico. Basta, questo è un argomento che non interessa a nessuno. Questo è anche vero. Senti, ho accennato poc'anzi a questa idea di un centro tecnico tipo Coverciano. La cosa credo che possa essere sicuramente molto interessante perché c'è voglia di specializzazione, c'è voglia di crescere il bagaglio tecnico da parte degli allenatori, soprattutto quelli siciliani che spesso e volentieri sottovalutano seminari ed altri. Ecco, già tu hai messo un po' il dito nella piaga. Non solo i siciliani, prevalentemente quelli catanesi. Perché, e su questo mi trovi d'accordo. Perché voglio dire, io li voglio bene tutti perché una buona parte di loro li conosco, abbiamo giocato assieme nel Medioevo. Parli in questo caso da presidente ed è giusto. No, ma io lo dico perché lo sento, li voglio bene, sono dei ragazzi, la maggior parte, insomma, tutti ragazzi per bene, ragazzi bravi, però questa, diciamo, tra virgolette, non passami il termine, questa spocchia un po' di essere i migliori, ce l'hanno, però va bene, dai, che è una caratteristica. Vabbè, dai, io mi auguro che possa cambiare. Poco a poco possa cambiare. Per quanto riguarda l'inizio della domanda iniziale, quello è un pallino che io ho sempre avuto, perché nella mia impostazione culturale non c'è il fatto che tutti debbano andare presso il sindacato, presso l'associazione per vedere risolti i loro problemi. Nella mia cultura c'è il fatto che l'associazione va dagli allenatori, gli dice io sono qua per risolvere i tuoi problemi. Si invertono. Bravo, non è l'allenatore che va all'AIAC, ma è l'AIAC che va dall'allenatore. Quindi sulla base di questo presupposto io dico che per affermare questo e per portarlo avanti occorre che le istituzioni si avvicinino. Chiaro. E come si avvicinano anche, non è che si avvicinano soltanto con la mia dichiarazione, si devono avvicinare anche materialmente. Dico, quindi avere un centro tecnico, un settore tecnico, ma in particolare mi riferisco alla scuola allenatori, sì. Una scuola in Sicilia che sia la succursale di Coverciano, certo. Nessuno si vuole sostituire, giusto. E quindi quando questo potrebbe intanto allargare anche allargare Calabria, Campania, Basilicata, bravo, Puglia. Il centro-sud potrebbe venire in Sicilia, ma oltretutto diciamo ridurre l'ingolfo che c'è a Coverciano, certo. Perché a Coverciano arrivano da tutta Europa, non solo dall'Italia, Coverciano è una cosa certo, spettacolare. conosciamo. Quindi avere questa possibilità sarebbe una cosa straordinaria. Certo, parlare con il settore perché ci sono costi, ci sono business plan, diciamo in un certo senso, no? Tutte queste cose qua, perché poi l'aspetto sportivo è quello che dico io, ma poi c'è un aspetto burocratico economico, finanziario e burocratico
Però questa tua idea ci piace perché è un primo punto di partenza. Le idee vanno comunque poi giustamente realizzate nel più breve tempo possibile, però certe volte è giusto che ci sia del tempo per poterle realizzare, ma siamo sulla buona strada. E questo impatto con questo ruolo a livello nazionale come è stato assorbito? Cioè il fatto che dopo 16 anni Abisso lasciasse l'Ajax, come è stato assorbito dalla direzione nazionale? Allora, tu non ci crederai, ma quello che ho detto io in premessa su Abisso è lo stesso pensiero che hanno avuto tutti i vertici nazionali. Tutti i vertici nazionali che mi hanno telefonato, mi hanno mandato i messaggi per farmi gli auguri per il prossimo quadriennio, hanno tutti espresso nei confronti di Bino Abisso le parole che ho detto io poco fa. Quindi vuol dire che questa persona ha seminato bene e ha rappresentato l'Ajax nel migliore dei modi. È vero, è vero. Voglio parlare di quelli che possono essere adesso i nuovi risvolti dopo questo blocco dal punto di vista dell'associazione. Quali sono i programmi immediati, cioè nell'immediato futuro? Nuovi corsi, l'idea di qualche nuovo seminario, anche online che ha avuto un grandissimo successo, pensi che possa esistere? Ma certo, fino a quando non si sblocca tutto e penso che passerà almeno altri 6-8 mesi. Penso che passerà ancora molto tempo. L'Ajax continuerà a fare, a lavorare come ha fatto in questo anno. Quindi ripeto, corsi allenatori, ma poi il corso allenatore lo gestisce l'Ajax. Lo sappiamo. Non è che lo indice. Certo, lo so. Lo indice il settore tecnico. Quindi noi, se il settore tecnico ci dice c'è un corso gestito, lo gestiamo. E lo gestiamo al meglio, e questo lo sanno. I risultati si loro sono visti. Lo sanno, perché se no non ce li darebbero da gestire. No, faremo tutto quello che è previsto. Per quanto riguarda il regionale, noi continueremo. Noi abbiamo fatto nell'anno passato qualche 12 o di più, non mi ricordo adesso, incontri con allenatori di Serie A, di Serie B, di Serie C, con mental coach, con match analyst, voglio dire, a preparatore atletici. Questa linea continuerà. Insomma, tu che fai 12, 13, 14 incontri, quasi uno al mese, più di uno al mese, e non è facile che li facciano tutti. Assolutamente. E quindi abbiamo avuto un grosso riscontro. E questo è importante. Io voglio voltare pagina, no? Questo tuo nuovo ruolo, cosa ha cambiato dentro di te? Cioè, che aspettative hai? Soprattutto dovrai fare forse probabilmente qualche altra rinuncia, no? Perché l'impegno regionale è più vistoso rispetto a quello provinciale probabilmente. Sì, penso che ci sarà un po' più di impegno, più tempo da dedicare, più attenzione, più tempo da dedicare, perché devi mettere insieme 9 province con anche, non dico interessi, ma comunque con istanze diverse. Ogni territorio ha le sue esigenze, i suoi problemi. Ed è questa una delle cose che vogliamo affrontare io insieme al mio gruppo, quello di visitare i territori, sempre con cadenza frequente, e andare ad ascoltare direttamente nei territori i problemi che hanno e poi insieme cercare di affrontarli. Io vorrei che un problema di Trapani o di fosse affrontato, Mascalucia sia un problema della Sicilia. Io prima ci conosco piace il questa problema. cosa, Questa è la cosa importante, perché se Trapani per conto suo cerca le strade per risolverlo, Mascalucia cerca le strade per risolverlo, Agrigento no. Ritorna la parola gruppo che tu hai detto quasi all'inizio di questa intervista, cioè se si è gruppo probabilmente i risultati riescono i risultati sono arrivati con questa elezione, non mia soltanto, ma anche del revisore unico e dei delegati nazionali. Su 8 abbiamo i primi 9, sono tutti nostri. Questo vuol dire che c'è stato il lavoro di gruppo. Uniti si vince. È vero. Non c'è niente da fare. È vero. Uniti sì. Quindi se questa cosa
la porteremo avanti anche per altro. Allora, le ultime due domande. La prima riguarda anche un'occasione con il rinnovo delle cariche in federazione regionale da Lopresti a Morgana, che ritorna in un ruolo che già precedentemente aveva occupato. Ecco, questo connubio AIAC-FIGC, neo-presidenti, può portare ad una linea probabilmente comune. Quali potrebbero essere le possibili difficoltà? Perché io ti voglio girare la domanda, quali possono essere invece le difficoltà? Allora, io insomma, vabbè, accetto questo termine difficoltà e rispondo subito. Dico, la difficoltà eventuale viene rappresentata nella misura in cui noi rappresentiamo interessi diversi. Quindi è in nuce la difficoltà, perché rappresentiamo interessi diversi. Loro rappresentano le società e noi rappresentiamo gli allenatori. Quindi, però nei fatti noi abbiamo avuto come Regione Sicilia un rapporto di grandissima stima e di rispetto, di amicizia. Io Santino, cioè, se mi permetto di chiamarlo così perché è una mia conoscenza di vecchia data e di vecchia appartenenza. Tra l'altro per lui è arrivata anche una promozione, adesso è un vicepresidente nazionale vicario per la zona sud. Il presidente Santino Lopresti, col quale abbiamo vissuto questi 4 anni in maniera meravigliosa. Non ci sono stati, sono stati alcuni problemi che si sono risolti. Ma quelli ci stanno sempre. Ma no, si sono risolti attraverso la posizione del buonsenso, senza irrigidimenti su posizioni. Costruire in positivo. Questo. Con Sandro Morgana non è che per noi una novità. Assolutamente. No, è il presidente di 4 anni fa, di 8 anni fa. Sandro Morgana, ognuno ha le sue caratteristiche. Beh, chiaro. Però trattasi di 2 dirigenti di spessore. Chiaro. Perché, voglio dire, Sandro Morgana non va a fare il vicepresidente nazionale per caso. Non ritorna a fare il presidente regionale per caso. E Santino Lopresti non va a fare il vicepresidente nazionale per caso. Quindi abbiamo a che fare con 2 grossi dirigenti con i quali ci si può sedere a parlare. Ci si deve sedere a parlare, ci si può e ci si deve, con i quali c'è un linguaggio che non è difficile da capire. Ognuno porta avanti i propri interessi, calma, però nell'interesse generale del movimento calcistico. E questa è la cosa più importante. Quindi, l'altra domanda invece a questo punto è che devi realizzare un bel messaggio a questo punto proprio a tutti gli allenatori siciliani, augurando magari che presto tutti possano ritornare in campo con la stessa energia, la stessa voglia. Allora, io non vuole essere un appello, insomma, queste cose, però io mi auguro che, ripeto, al più presto si possa ritornare nei campi con le misure dettate dal governo, con le distanze, con la sicurezza, tutto quello che vogliamo, però bisogna ritornare a fare sport, anche perché lo sport, penso, il calcio in particolare, ma anche gli altri, non voglio tirare acqua al mio mulino, ma anche gli altri, io penso che siano i posti più sicuri. Agli allenatori cosa dire? Agli allenatori devo ricordare soltanto una cosa, che loro nel momento in cui diventano allenatori, nel momento in cui firmano un contratto, sono legati a vincoli di rispetto delle regole, di lealtà e di probità nei comportamenti. Io mi auguro che questo sia sempre fatto da parte degli allenatori e che possano, attraverso questi comportamenti, essere un modello ed essere ad esempio per le giovani generazioni. Perfetto. Allora io ti auguro buon lavoro, saranno 4 anni intensi e siamo sicuri che insomma i tuoi progetti arriveranno in mezzo alla gente che ama e
fa sport. Grazie, grazie. Grazie José per questa esclusiva targata penalty, un'intervista che ci ha permesso di conoscere a questo punto anche quali saranno gli obiettivi per i prossimi 4 anni per l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. La nostra trasmissione si conclude qui, abbiamo avuto come al solito la compagnia fissa del pallone ufficiale della nostra stagione 2021 di penalty, ovvero il pallone offerto e presentato dallo sponsor partner Freddoneve. Noi ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana, sempre qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Arrivederci.